Punti salvezza in palio al Campo Polese di Cagliari. Ha offerto pochissimo dal punto di vista dello spettacolo, il colpo di testa, il pallone raccolto in qualche modo da Luca Melis. Ha provato la battuta al volo, Podda, si rimane lì, il grande intervento di Melis con i piedi. Alza il pallone, colpo di testa buono per Cozzeli. Attenzione al tentativo del numero 11 del Portorotondo del primo tempo. Già il colpo di testa, il pallone che incoccia anche sulla traversa, poi viene allontanato. Avanza palla al piede, Nicola Argiolas ha ancora spazio, viene messo giù e c'è il calcio di rigore per la Ferrini. Il fischio dell'arbitro, parte Argiolas, il tiro e il gol, trasformazione perfetta per Fabio Argiolas, tiro rasoterra con il destro incrociato, imparabile per Melis che pure aveva indovinato l'angolo. Tronci legge molto bene la situazione, poi attenzione perché Muroni va a rovinare addosso all'avversario, riceve il secondo giallo. Portorotondo in 10 al 15esimo del secondo tempo. Altra tegola per Simone Marini, espulso per doppia ammonizione, dicevamo. Attenzione qui al contropiede fulminante della Ferrini, il pallone al centro per Podda, arriva il raddoppio della Ferrini, il gol del 2-0, contropiede letale, recupero di palla e poi la sfera in verticale. Arriva la battuta di Usai, il colpo di testa di Habib, il pallone fuori di poco al 34esimo. 2 contro 3, arriva dall'altra parte Matteo Argiolas, il tiro sbagliato completamente da Gianluca Mainas. Arriva il fischio dell'arbitro, battuta in porta, buona da parte di Usai, tiro a giro sul palo. Il fallo e il rosso diretto addirittura per Mulas. 11 contro 8, probabilmente si potrebbe anticipare anche il fischio finale, e così arriva il triplice fischio del signor Argiolas di Cagliari. La Ferrini batte il Portorotondo con il punteggio finale di 2-0, ricordiamo.